Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, eccoci subito pronti per vedere una nuova interessante partita. Ci troviamo a Belgrado, in Serbia. Con il bianco abbiamo il maestro internazionale Holm dalla Norvegia, con il nero il maestro serbo Milos Milosevic. Il torneo è molto importante perché è un torneo dove si ha la possibilità di ottenere la norma di grande maestro, che è realmente il titolo più importante che abbiamo all'interno del gioco degli scacchi. La partita inizia in modo tranquillo, quindi cavallo F3, cavallo F6 sulla scacchiera, e a questo punto solitamente il bianco, quando inizia con cavallo F3, vuole cercare di impostare un gioco molto di attesa. G3 alfiere G2, lì si rientra nell'apertura reti, mentre C4, la mossa della partita, porta diciamo il nero nell'affrontare un'altra apertura, quindi l'inglese. La partita continua proprio in questo modo, e attenzione perché quando il bianco alla mossa numero 5 effettivamente gioca D4, l'apertura cambia totalmente di nome, perché questa diventa l'apertura catalana. Siamo nella posizione principale della catalana, ed è importante sapere che il nero che mentre nero cercherà di conquistare il centro e quanto prima proverà a risolvere la posizione di quest'alfiere di case bianche, il bianco si prepara la sua manovra nel cercare di conquistare il centro. Il bianco, diciamo, come idea principale è quella di sviluppare i suoi pezzi, quindi fare sempre mosse che controllino i 4 per poi appunto cercare di portare rapidamente un pedone verso il centro. Per quale motivo? L'idea è semplice, l'idea è quella di allungare la diagonale del proprio alfiere, dove come unico problema il bianco trova questo pedone in D5. La partita continua, quindi il cavallo C3 sulla scacchiera, e il nero decide di catturare. Dicevo prima, il bianco vuole spingere in E4 perché vuole allontanare, eliminare quel pedone D5 dalla scacchiera, e quindi sembrerebbe che il nero sta aiutando il bianco, ma in realtà il nero con questa cattura cerca di dare un significato al suo alfiere di case bianche. In caso di Rocco corto, la partita potrebbe proseguire con alfiere D7, alfiere C6, e questa qui è esattamente una delle varianti possibili, così come potrebbe proseguire magari con A6. Anche questa mossa, seppur strana, ha semplicemente l'idea che qualora il bianco catturi in C4, il nero rapidamente risponderà con B5, guadagna un tempo su quel pezzo che è andato in C4, quindi alfiere B7. Ok, in partita dopo pedone per C4, in realtà il bianco, per rallentare la spinta del pedone B, ha giocato immediatamente cavallo C5. Dopo cavallo C6, qualcuno dirà ok, che brutta mossa cavallo C6 perché il bianco cattura, rovina la struttura pedonale, ma qui siamo in piena teoria. Quindi piena teoria vuol dire che questa posizione è stata giocata così tante volte che sia il bianco che il nero sono abbastanza sicuri di quello che stanno affrontando. La partita, dopo questi cambi, crea un piccolo squilibrio, perché la struttura pedonale del nero la definirei pessima, è sicuramente brutta, perché questi pedoni sono tutti lì pronti a essere catturati, sono molto deboli, non si possono più difendere tra loro. Qual è il compenso del nero? Il nero ha senz'altro un alfiere molto forte, unico controllore delle case bianche, e il fatto che il bianco abbia creato una struttura della rock con l'alfiere di fianchetto ma non ha più l'alfiere di fianchetto porterebbe il bianco a correre dei rischi. Ad esempio una mossa qualunque come Rocco corto probabilmente potrebbe subire sia E5, l'idea del nero quindi giocare alfiere H3 per poi attaccare sulle case bianche, oppure alfiere B7 seguita da una manovra del genere. Direi che il bianco è abbastanza soddisfatto della posizione raggiunta, scusate, il nero è abbastanza soddisfatto di questa posizione raggiunta, potrebbe anche cercare di fare C5 per togliere uno dei due pedoni arretrati, quindi questo pedone C7 che è rimasto un po' più indietro degli altri, e cambiarlo con un fortissimo pedone centrale bianco, quindi questa posizione sicuramente è giocabilissima. Donna 4 sulla scacchiera, l'idea è facile, l'idea è un'idea materiale perché vogliamo catturare rapidamente quel pedone C4, e allora il nero anche lui segue la sua logica. Quando il nostro avversario resta al centro della scacchiera e noi siamo in vantaggio di sviluppo, quindi abbiamo già dato sicurezza al nostro re, quello che dobbiamo fare non è altro che aprire il prima possibile la posizione. Quindi E5 la mossa giocata, cambio del pedone centrale, donna al centro della scacchiera, donna per C4 materialista, ma qui, come dicevo prima, il nero ha il suo perché, ha le sue idee. Alfiere B7 è senz'altro una mossa un po' più logica. Alfiere B7 attacca con la torre in H1, che probabilmente dovrebbe essere spostata, e in effetti si potrebbe anche provare F3,
sbagliato, in realtà F3 non è possibile perché dopo alfiere cattura in F3 siamo di fronte all'inchiodatura del pedone E. Come potrebbe reagire il bianco? Il bianco è vero che potrebbe arroccare corto, ok, mantiene il pedone in più, ma è evidente che questa debolezza sulle case bianche potrebbe creare dei problemi. Ad esempio il nero potrebbe giocare con donna H5, idea donna H3, dunque tentativo di minaccia di matto in G2, oppure donna H5 seguita da cavallo G4. Come vedete il nero attacca, il bianco qui dovrebbe fare attenzione alla difesa. Per curiosità vi dico che qui senz'altro la mossa più forte potrebbe essere alfiere F4, guadagnando il tempo sulla donna, però dopo donna H5 la posizione è assolutamente giocabile per il nero. Probabilmente il nero mantiene quella piccola iniziativa che potrebbe creare dei problemi all'avversario. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Dunque, tornando indietro, alfiere B7 la considera la mossa migliore, invece in partita è stata giocata torre 8. Torre 8 è chiaro, portiamo un pezzo in una posizione migliore e creiamo dei problemi su E2. Quindi alfiere F4 sulla scacchiera, donna H5 un po' come previsto, e adesso potrebbe darsi che sia arrivata la mossa che magari non è stata considerata. È molto facile, diciamo che quando giochiamo più volte la stessa apertura il nostro avversario sempre arrocca corto, è molto facile che possa sfuggire l'arrocco lungo su una posizione già vista. Ok, arrocco lungo è una mossa molto simpatica perché comunque toglie il re dai problemi della colonna E e soprattutto si sottrae dall'idea di controgioco lungo la diagonale bianca, quindi il re è abbastanza al sicuro. Alfiere 6 attacca la donna che si sposta in C6 e chiaramente scusate, mangiare in C7 potrebbe essere molto rischioso perché si aprono delle colonne. Qui torre C8, attacco la donna si sposta, torre B8, o meglio la donna lì non può andare, deve andare in P7, non poteva andare in A5 perché la regina nera è pronta lì alla cattura, e dopo torre B8 come piano, quindi cerchiamo un po' di vedere un po' come realizzarla. La posizione sembra molto, molto facile per il nero, che anche qui sembrerebbe riuscire ad attaccare. In che altro modo potrebbe continuare il nero? Diciamo che in questa posizione la torre è così forte perché punta il re avversario, allora dal nulla si potrebbero creare mosse del genere. Una mossa come donna per E2 potrebbe sfuggire, e così come potrebbe sfuggire la contromossa da parte del bianco, perché in questa posizione il bianco muove e vince. Il bianco muove e vince con una mossa invisibile che potrebbe essere questa. Sicuramente donna per A8 è una mossa che può sfuggire e l'idea è deviare la torre che inchioda il cavallo, e quindi dopo la cattura il bianco semplicemente cattura la donna avversaria. Torre in più, posizione vinta, il re è abbastanza al sicuro e il nero non ha abbastanza pezzi per attaccare. Tornando indietro, comunque sia la cattura in C7 sembra molto rischiosa perché si apre una colonna che poi più avanti potrebbe aiutare l'attacco del nero. Ad esempio se io giocassi torre A C8 è chiaro che l'idea con donna per E2 funziona. Oltre che donna per E2 potrei avere cavallo E4 con l'idea di fare pressione sul cavallo in C3. Da E4 potrei voler saltare in F2. Vedete, il nero è riuscito a creare dei fastidi. E allora in partita il giocatore norvegese, quindi il maestro internazionale Holmon, decise di giocare a donna C6. Qual è l'idea? Mantenere chiusa la colonna, mantenere il pedone in più e nel frattempo ovviamente sottrarsi alla minaccia dell'alfiere. La partita prosegue, torre B8 sulla scacchiera, torre D4, mossa interessante perché indirettamente, attenzione, perché la torre potrebbe voler andare in H4 dove darà fastidio alla donna bianca. E torre B6 guadagna un tempo sulla donna e a questo punto C5. Tra poco vi mostrerò il perché ho deciso di commentare questa partita rispetto ad altre, perché la posizione che si creerà tra poche mosse è veramente molto curiosa. Ok, torre B4, mossa logica, però siamo in una fase del gioco dove da nero dobbiamo anche fare attenzione al materiale, nel senso che abbiamo già un pedone in meno, quindi se siamo certi di mantenere l'iniziativa, ok, dare anche un secondo pedone perché quel bianco effettivamente lo ha catturato, però dobbiamo fare attenzione perché adesso sono due pedoni in meno e se l'attacco non funziona, se non va fino in fondo l'attacco del nero, il nero perderà. Cavallo 4 cerca una semplificazione, ma in realtà vuole togliere in questo modo il difensore dell'arrocco
bianco e la partita continua. Quindi F3 sulla scacchiera, attacco la torre si sposta, scacco re, re B1, direzione A1, il re è lì all'angolo, abbastanza sicuro, e a questo punto G5 sulla scacchiera. E dopo G5 questo alfiere deve essere mosso, l'alfiere in D6, quindi l'alfiere posizionato in una casa debole nello schieramento del nostro avversario è sicuramente una posizione migliorata per lui. E adesso dopo alfiere 4 arriva la mossa che ha catturato la mia attenzione. In questo momento, in questa posizione, il bianco muove e vince con questa mossa. Dopo A3 il nero ha giocato torre C2 e qui il bianco muove e vince. La donna è in sovraccarico perché deve difendere 2 punti, quindi deve difendere la torre, deve difendere l'alfiere, e dopo G4 purtroppo per lei non c'è la possibilità di continuare a mantenere i 2 ruoli sulla scacchiera. Ok, questa è una posizione simpatica. Vi dico che questa catena pedonale ha catturato la mia attenzione ed è uno dei motivi per cui sto commentando questa partita. Donna G6 sulla scacchiera, torre per alfiere, l'alfiere è gratis, non è difeso da nessuno, e dopo torre per E2 c'è soltanto una minaccia, bisogna fare attenzione a questa minaccia che sarà scacco, quindi il bianco giocò torre D1, quindi diciamo la minaccia è stata tenuta sotto controllo e a questo punto il nero ha deciso di arrendersi. Ok, la partita è andata effettivamente così, adesso la rivediamo, ve la ripropongo. Quindi è iniziata un po' come un'apertura reti, dopo C4 si rientra in un'apertura inglese per poi concludere il suo cambio di apertura, diciamo la sua volatilità di nomi, giocando una catalana dove il bianco vuole cercare di spingere nel 4, dopo cavallo C6 il nero rovina la sua struttura pedonale a cambio dell'alfiere di fianchetto dell'avversario. La partita continua effettivamente in questo modo ed effettivamente il pedone C4 è perso, ma il nero deve cercare di giocare in modo attivo. Qui senz'altro alfiere B7 andava fatta, così come C5 per cercare di aprire degli spazi contro la regina bianca e contro il re che è rimasto ancora al centro. E5 sulla scacchiera, mossa logica, e probabilmente anche qui alfiere B7 è senz'altro un'ottima mossa, così come alfiere H3, con l'idea di mantenere l'avversario al centro della scacchiera e creare quindi qualche minaccia. La partita continua in questo modo, arrocco lungo, mossa furba, mossa molto interessante da parte del giocatore norvegese. Dopo alfiere 6 c'è quel dubbio dilemma su cosa fare con la donna bianca, perché la donna potrebbe catturare in C7, ma abbiamo visto che magari la cattura in C7 potrebbe creare dei problemi per l'apertura della colonna C, quindi donna C6 mantiene il pedone di vantaggio, silenziosamente nasconde la propria donna lì in C6 senza che possa essere attaccata. Ok, torre D4 e il nero comunque sia cerca di guadagnare delle mosse, cerca di provocare questa cattura, ma il bianco non accetta, ha già il pedone in più, quindi quando siete in vantaggio effettivamente mantenete il pedone di vantaggio, non è necessario andare a caccia di altri pedoni. La partita continua in questo modo e dopo queste semplificazioni il re silenziosamente in maniera un po' furbesca si nasconde in A1 dove non subirà più l'attacco del nero. A questo punto non resta altro che cercare delle semplificazioni e come ha giocato il nero in realtà aiuta il bianco. La donna è in sovraccarico, svolge 2 ruoli difensivi, quindi deve difendere l'alfiere e la torre. Dopo G4 effettivamente si perde un pezzo e con esso si perde la partita. Spero che questa partita vi sia piaciuta e come sempre nella descrizione del video troverete maggiori informazioni. Appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!